Allora, rieccoci qua, torniamo sulle questioni. Sì, dicevamo. Controllo quindi le pensioni. Controllo della pensione, esatto, che parlavamo degli assegni familiari, ma lo ricordo perché magari può essere utile per qualcuno che è all'ascolto. Se c'è una vedova o un vedovo che ha la pensione di reversibilità da lavoro dipendente, quindi una SO, può avere, ed è invalido al 100%, può avere diritto agli assegni familiari per se stesso, perché c'è anche questo che tanti non lo sanno. E poi oltre, ecco, il campanello d'allarme un pensionato lo deve avere quando ha una pensione che si aggira intorno, che è più bassa di 630 euro, insomma, quando un pensionato ha una pensione che è 400, 500, 600, 550 euro eccetera, deve passare da noi perché potrebbe avere diritto ad alcune maggiorazioni che gli vengono riconosciute, quindi solo se fa domanda. E poi invece a tutti quei pensionati che hanno 750, fino a 750 euro mensili lordi, sanno che hanno il diritto alla 14ª che viene pagata nel mese di luglio. Siccome l'INPS la rilascia in maniera automatica questa, per i dipendenti pubblici viene mandata una lettera in cui devono confermare che sono dentro a determinati redditi per poterla avere. Invece per i dipendenti privati l'INPS la riconosce automaticamente, cioè, anzi, uso il condizionale, la dovrebbe riconoscere automaticamente, perché purtroppo ci siamo resi conto che talvolta non la riconosce automaticamente, e quindi se sono in queste condizioni, hanno almeno 64 anni di età e hanno una pensione che è più bassa di 750 euro mensili lordi, sanno che hanno diritto ad avere la 14ª. Vengano da noi perché gli facciamo fare la domanda e naturalmente anche in questo caso hanno diritto agli arretrati. Perfetto. Ci si iscrive, come funziona il discorso per avere assistenza? Intanto stiamo vedendo il video. Per le iscrizioni, ecco, noi siamo partiti con una grande campagna. La CGIL viene con te, stai per andare in pensione, la domanda la CGIL viene con te, perché abbiamo tantissimi lavoratori e lavoratrici iscritti alla CGIL che sono convinti che una volta che vanno in pensione la loro iscrizione continua automaticamente. Invece anche qua, vedete, cari lavoratori e care lavoratrici, bisogna fare la domanda per essere iscritti allo SPI, perché lo SPI poi Questo è vero, me l'hanno detto per si incaricherà di... Pensavano fosse una cosa automatica. No, invece lo SPI si incaricherà poi, rimanendo al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici diventate pensionati e pensionate, di tutelare i loro diritti anche quando sono in pensione. Sì, c'è da dire che quando un lavoratore va in pensione, cioè passa dal lavoratore attivo e accede al trattamento pensionistico, pensa che non ha più bisogno della tutela sindacale. Bisogna dire che in realtà lo SPI, che è un sindacato a tutti gli effetti, tutela il pensionato anche nei diritti dei pensionati. Quindi c'è una situazione che vogliamo mettere in evidenza. Adesso un lavoratore che accede alla pensione, noi offriamo una serie di servizi e di prestazioni per lui e per la sua famiglia, che lo colloca in una serie di questioni. Adesso la CGIL dentro una Camera del Lavoro trova assistenza, per esempio, nell'ufficio vertenze, cioè quando uno va in pensione, per esempio, deve controllare che sia stato pagato regolarmente. E noi, i nostri iscritti, gli iscritti allo SPI, gli forniamo questo servizio, cioè diamo la possibilità attraverso l'ufficio vertenze della Camera del Lavoro di... Poi abbiamo il tema per esempio sul tema dei consumatori, la Federconsumatori, cioè abbiamo una serie di servizi per il lavoratore, per la sua famiglia,
che diciamo, estende la tutela anche in un momento molto particolare che potrebbe essere anche di debolezza, perché in realtà si perde quel rapporto, diciamo, organizzato dentro la fabbrica, dentro il posto di lavoro, e che espone il soggetto anche ad avere delle ripercussioni. Teniamo presente che c'è anche l'aspetto fiscale, nel momento del pensionamento c'è la liquidazione, c'è una serie di aspetti. Guardate che molta gente si trova di quelle batoste fiscali al momento del pensionamento, perché magari liquida il fondo pensione, aveva un fondo pensione privato che viene tassato, e viene tassato, quindi conviene aspettare un po' di diluire nel corso del tempo la liquidazione del fondo. Cioè abbiamo una serie di prestazioni che curano, tutelano il cittadino anche nel momento del passaggio. Quindi l'idea, la cosa che vogliamo mettere in evidenza con questa campagna è che la nostra organizzazione è un'organizzazione che non ti lascia solo nel momento del bisogno e che ti dà un sostegno sia rispetto per esempio all'affitto con una tutela più, e soprattutto col sistema dell'INCA, no? Quando tu vai in pensione, ti fai controllare, ti fai fare la domanda della pensione, vai all'INCA, che è un soggetto, diciamo, che è un ente di patronato che cura tutti gli aspetti previdenziali, perché anche lì come si fa la domanda della pensione non è banale, cioè noi uno dei nostri controlli è anche controllare la pensione che viene erogata, perché non sempre le pensioni che vengono erogate sono giuste, anche qui abbiamo numeri molto, molto complicati. È devastante questa cosa, bisogna capire che quando noi abbiamo un rapporto con la pubblica amministrazione, atteso che ormai la pubblica amministrazione fa molte operazioni online e questo, diciamo, spersonalizza un po', no? Però noi ce l'accorgiamo nella vita, nella nostra attività quotidiana, attraverso un controllo di un modello specifico, il TE08, abbiamo la possibilità di controllare se quella pensione lì è coerente con i contributi versati e con le prestazioni che quel lavoratore lì aveva diritto di portarsi, per esempio, ed essere calcolata nel trattamento pensionistico. Esatto. E questa cosa qua, questa è un'attività che facciamo molto specialistica, che ha dato nel corso del tempo, ormai saranno 10 anni, 7-8 anni che facciamo questa cosa qua, e anche qui siamo su medie non così alte come prima, ma una certa percentuale, insomma, di persone che si fanno controllare l'erogazione della pensione, certo non quelle erogate dall'INCA che diamo per scontato che è un ente serio, ma guardate che entri che fanno pratiche pensionistiche, ce ne sono solo in Veneto, non so, ce ne saranno 30-40 enti di patronato che hanno, diciamo, fra virgolette, la possibilità di fare questa roba qua, quindi c'è anche questo come tema, no? Quindi se avete il sospetto che non è stato calcolato tutto giusto, che non è che per esempio se facevate i turni, se avevate indennità continuative, se provenite da fondi speciali, tutti i lavoratori del pubblico impiego fino a qualche anno fa era l'amministrazione pubblica che curava l'erogazione del trattamento previdenziale, dell'assegno, come si chiamava, dell'assegno previdenziale. Da qualche anno a questa parte gli enti non fanno più questo controllo. E quindi è un problema. Quelli dell'INPS sono di una disorganizzazione assurda. Mia figlia ha chiesto disoccupazione dopo 4 anni di contributi, le hanno risposto che non avevano traccia dei contributi, è andata avanti 2 mesi per dimostrare il contrario. E questo dice che c'è bisogno di un patronato, che c'è bisogno di rivolgersi a delle persone competenti perché poi teoricamente bisogna sapere che l'INPS ha anche ridotto molto la possibilità di accesso
con il pubblico, cioè è stato molto... Si è informatizzato, molto, e quindi diciamo che ci sono ridotte le possibilità di contatto, anche se noi per esempio continuiamo a chiedere che ci sia un riallargamento di questa possibilità, perché abbiamo, diciamo, quindi noi attraverso le nostre strutture, e voglio ricordare per concludere che anche chi ha la possibilità di accedere a internet digitando www.spi.veneto.it si può accedere a tutte le informazioni che si ha bisogno per le varie, tutte le nostre sedi, tutti i nostri recapiti e anche le informazioni di cui si ha bisogno per affrontare questa... Per chi non avesse, come alcuni di voi ci segnalano, la possibilità di accedere a internet, la capacità di farla, perché non tutti gli anziani sono così evoluti dal punto di vista della tecnologia, giustamente trovate i numeri telefonici nelle pagine gialle, nell'elenco telefonico, comunque presso le sedi SPI che vi abbiamo segnalato, eccole qui. Eccoli qua, quindi basta telefonare a questi numeri fissi, tranquilli, per Belluno 0437 94 80 47, per Padova 049 89 44 285, poi Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, oppure segreteria telefonica per gli SMS 340 83 23 190, lasciate il vostro numero di telefono e poi venite contattati, venite richiamati. Fate questo, quindi avrete delle risposte, quindi per controllare e verificare la pensione. Siamo arrivati al termine della nostra trasmissione, è in corsa, il tempo è volato. Grazie di essere stati qui con noi, di averci supportato, grazie a voi di averci come sempre seguito, e ci vediamo con lo SPI CGIL la prossima settimana.